Braccia conserte ed espressioni coinvolte hanno accompagnato la cerimonia di insediamento di Rosario Crocetta, 33esimo presidente della regione siciliana. Il neogovernatore è stato accolto, come da costume, dal predecessore in un simbolico cambio di consegne. L'ex presidente Raffaele Lombardo ha omaggiato Crocetta con un orologio pregiato, a sua volta ricevuto dal sultano dell'Oman. Crocetta ha successivamente dichiarato l'intenzione di vendere l'oggetto al fine di devolvere i ricavi al centro di Padre Puglisi e alla scuola Falcone di Palermo, quasi per scrollarsi di dosso l'imbarazzo di un rituale inadeguato al contesto attuale. Le prime dichiarazioni del neogovernatore non possono che riguardare il rilancio economico, attuabile soprattutto tramite forti tagli di eccedenze, alcune delle quali riguardano proprio l'Assemblea regionale, la prima da riformare. Stiamo tagliando immediatamente società che non hanno ragione di esistere, avviando provvedimenti di legge in cui noi prevediamo immediatamente un risparmio di circa 1,5 miliardi di euro di risparmio senza intaccare lo Stato sociale, riducendo i costi esterni. Tutti i consulenti sono decaduti per intenderci e adesso stiamo lavorando anche per verificare direttori e dirigenti esterni, però diciamoci la verità. Questo lavoro dovrà essere fatto anche all'Assemblea regionale siciliana, dove il segretario generale mi dicono che guadagni 400.000 euro l'anno, diciamo che guadagna più del segretario generale dell'ONU. Allora dobbiamo cominciare a rivedere tutte queste cose e le vedremo insieme nella finanziaria. Tutti questi provvedimenti di spending review, ci dovranno essere riduzioni della spesa. Oltre all'emergenza a lunga gittata, Crocetta si ritrova subito l'allarmante situazione riguardante i rifiuti, che spera di risolvere istantaneamente saldando le casse di comuni e province. Abbiamo fatto un provvedimento per i forestali, stiamo dando i soldi ai comuni che li attendono da mesi e alle province e abbiamo fatto una direttiva sui rifiuti che immediatamente consentirà di togliere l'emergenza rifiuti. La mia aggiunta sarà intanto è quella che sapete, il resto io penso entro giovedì della prossima settimana di avere completato metà della giunta in modo tale che possiamo deliberare, avere la maggioranza per deliberare, il resto credo che sarà nominata all'atto della presentazione, diciamo dell'insediamento del Parlamento e della nomina delle cariche parlamentari. E come ho detto anche con una battuta, dico questa sarà altro che 5 Stelle, questa sarà una giunta a 7 Stelle. La mia giunta durerà tantissimo perché parla le corde del popolo e quindi saranno i cittadini e la buona politica che porteranno avanti un progetto che è indispensabile per il rinascimento della Sicilia. A parte le certezze rappresentate da Lucia Borsellino e Franco Battiato, imperversano le indiscrezioni, tra le quali emergono fortemente quelle riguardanti il PM Nicolò Marino, sul quale lo stesso Crocetta si pronuncia. Marino ha anche il problema che ha dei procedimenti in corso e io credo che abbia il dovere di prendersi il tempo necessario per chiudere le sue attività. C'è un grande orientamento da parte di Molino a accettare l'incarico.